Gli accessi in pronto soccorso sono continui ma sono sotto controllo. A cercare conforto nelle strutture ospedaliere sono pazienti che sanno di avere patologie pregresse. Ma il campanello d'allarme non sempre suona in tempo. 4 persone sono morte tra venerdì e domenica. L'ultima ieri sera, un anziano trovato senza vita in casa a Pieve di Sacco. Prima di lui un moldavo stroncato da un attacco cardiaco mentre stava facendo un picnic all'aperto. Il caldo e le altissime temperature in sé danno una grave patologia che si chiama colpo di calore, che prevede un innalzamento importantissimo della temperatura corporea e una disregolazione dei centri di termoregolazione, per cui si tratta di pazienti gravissimi, vengono ricoverati in rianimazione e hanno un alto tasso di mortalità. Di questi casi non ne abbiamo visto nessuno in pronto soccorso a Padova. Per nessuno dei 4 decessi è stato dimostrato finora che l'alta temperatura sia la vera causa. Il professore ci mostra anche i dati degli accessi al pronto soccorso, rimasti sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. Il caldo c'è sicuramente ed è molto impegnativo da sopportare. Non ha avuto finora un impatto significativo sulle attività di pronto soccorso, per cui penso che la popolazione di Padova sappia già proteggersi abbastanza. Ci sono ancora molti, troppi anziani che non hanno un condizionatore in casa, per i costi sicuramente elevati, ma anche per la paura che lo sbalzo termico tra dentro e fuori possa nuocere altrettanto. Dal pronto soccorso gli operatori però spiegano che sarebbe importante almeno deumidificare gli ambienti. I condizionatori vanno usati mantenendo temperature della casa intorno ai 24-25 gradi, senza pretendere di abbassare la temperatura interna sotto i 20 gradi, e vanno accesi solo quando c'è gente in casa. Soltanto venerdì arriveranno fino in pianura le prime correnti atlantiche. Il caldo potrebbe terminare, porteranno fresco sì, ma soprattutto attraverso rovesci, temporali che i meteorologi già descrivono come potenzialmente pericolosi.